all'architetto Lambertini che ci ha fatto riflettere su come l'uomo si pone all'interno dell'ecosistema, appunto intendendo anche il contesto urbano. Molto spesso non ci vediamo fuori dall'ecosistema, ci facciamo parte dell'ecosistema, facciamo parte del contesto urbano, e quindi quando noi parliamo, abbiamo una visione di paesaggio, una visione di insieme, dobbiamo considerare tutti gli elementi paesaggistici, siano essi naturalistici, architettonici, storici e chiaramente antropici. Ora passerei la parola all'architetto Boeri, richiamando anche quello che diceva in realtà Anna Lambertini. Prima parlava degli interventi a verde, eccetera, quindi degli interventi a verde e quindi dell'abbassamento delle temperature all'interno delle città. Farei un attimo una riflessione più ampia. Sempre più si parla di cambiamenti climatici, ormai non se ne può neanche più, no? Ne hanno iniziato a parlare i ricercatori più di 20 anni fa, e più di 20 anni fa si iniziava anche a parlare di biodiversità, e dopo 20 anni siamo ancora qui che richiamiamo questo concetto di biodiversità, e di biodiversità urbana non se ne parla praticamente mai. Invece la biodiversità è parte integrante del nostro vivere urbano. Tutti questi elementi, in particolar modo per quanto riguarda chiaramente il grande progetto che è stato anche nominato, è stato anche premiato a livello internazionale, del bosco verticale, in fondo alla sala trovate anche il testo dell'architetto Boeri. Io l'ho sfogliato ora e devo dire che la prima cosa che mi ha colpito, anzi sono due le cose che mi hanno colpito. La prima sono i 7 punti ispiratori, ecco, i 7 punti ispiratori, pensando a 2 torri di 111 metri, di 78 metri, mi hanno colpito molto, proprio quali sono questi 7 punti che hanno ispirato un intervento di questo tipo. Il secondo aspetto, essendo io biologo comunista, quindi quando parlo di architettura sono sempre un po'... mi ha colpito che questo libro riporta un po' tutte le essenze arboree, arbustive, e soprattutto c'è una componente ornitologica importante, e quindi io lo sfogliavo, ad un certo punto avevo dimenticato che stavo sfogliando un libro di architettura, pensavo di essere su un libro di ornitologia, e quindi ecco, lo trovate in fondo alla sala. Ecco, nel ringraziare chiaramente l'architetto Boeri, approfondiamo un attimo questa tematica, mi aggiungo un attimino. Allora, prima si è parlato del concetto di biodiversità, mi piace anche ricordare un altro concetto che è quello della desertificazione. Noi spesso si parla di desertificazione pensando al deserto che avanza, in realtà c'è un altro concetto importante nel parere, che è la desertificazione urbana. Anche di questo non se ne parla. La desertificazione urbana per me è una fragilità fortissima, quindi quando parlo di desertificazione urbana penso alla perdita di biodiversità urbana, no? E quindi il concetto di desertificazione, a mio parere, dovrebbe essere attentamente declinato su quello che è il vivere urbano. Ecco quindi il concetto paesaggistico. Quindi in contrapposizione a questo incremento di desertificazione, quando noi parliamo di cambiamenti climatici, la desertificazione è immediata come concetto. Nell'ambito urbano un po' meno, mi piace pensare a questo intervento, a questo grande progetto del bosco verticale, per quanto invece riguarda una sorta di riforestazione metropolitana o riforestazione urbana, forse è più corretta, riforestazione urbana. Quando noi parliamo di un bosco verticale che consente che è confrontabile, che realizza 2 ettari di foresta, è evidente che noi stiamo parlando di un patrimonio non solo architettonico, ma un patrimonio forestale, un patrimonio anche animale importante. E per questo libro ha una componente ornitologica significativa. Allora, non so come vanno le immagini, quindi parlo solo le immagini, ma innanzitutto grazie, mi fa molto piacere essere con voi stasera e mi fa piacere incontrare Laura, che appunto, come dicevamo prima, è molto bello, anche perché abbiamo avuto in passato dei momenti molto intensi di
di scambio intellettuale anche emotivo a cavallo tra la politica e in fondo la linea di paesaggio, che è sempre un tema che ci ha accompagnato. Allora, ragionare come mi è stato chiesto, sul progetto realizzato a Milano, però non vuol dire evitare di riflettere sulle cose che ho sentito stasera e che mi sembrano di grandissimo interesse e che vanno ben al di là anche dello sforzo del contributo fatto con la realizzazione del Bosco Verticale milanese. Io penso che le questioni che avete sollevato sono molto importanti perché ci aiutano anche a riflettere sulla condizione urbana contemporanea, su cosa significa oggi ragionare di architettura e di progettazione e di urbanistica in una condizione che è radicalmente cambiata rispetto a solo 70-80 anni fa. Cos'è cambiato? Ma è cambiato innanzitutto il fatto che quando noi oggi parliamo di condizione urbana tendiamo in qualche modo a parlare di una situazione del territorio che si è estesa enormemente nello spazio, e i dati sulla urbanizzazione, sulla crescita della popolazione urbana rispetto alla popolazione complessiva li conoscete. Nel 2050 il 70% della popolazione del pianeta vivrà in città e questo comporta una serie di fattori molto importanti che dal punto di vista socioculturale, dal punto di vista degli spostamenti delle popolazioni sul pianeta. Questa crescita delle città, come sappiamo, è dovuta a fenomeni di migrazione, è dovuta sia a migrazione interna che a migrazione dovuta anche alla desertificazione di parte del pianeta, a una estensione delle aree di conflitto, ma c'è anche una crescita delle città che è dovuta a fenomeni di decentramento e anche a una cultura dell'abitare che negli ultimi 40 anni ha spesso spinto famiglie, gruppi a preferire una condizione di vita a bassa densità edilizia, con una scelta molto spesso fortemente individualista, come se legittima, e che ha creato un fenomeno che è un fenomeno tipicamente europeo, per certe caratteristiche di consumo del suolo e di creazione di grandi aree di città diffuse o di anticittà attorno alle nostre città. Allora c'è da un lato un'estensione della città che ha inglobato e in qualche modo distrutto zone enormi di campagna e di natura, ma c'è dall'altro anche un tema molto più delicato, e cioè che questa estensione è stata un'estensione che si è manifestata anche in qualche modo nel modo con cui noi abbiamo interiorizzato la condizione urbana. Questo è un tema molto importante. Io penso che noi oggi siamo per molti aspetti spinti a sentire tutto il territorio come una immensa città. Se voi guardate una carta satellitare dell'Europa o un'immagine satellitare dell'Europa notturna, l'immagine che ci viene restituita è di un continente che è quasi completamente organizzato. C'è una specie di come se il cielo si volgesse sotto di noi. Abbiamo una condizione estesa a quasi tutti i territori, le coste, gli stessi grandi aree naturali, pensate al grande sistema delle Alpi, sembrano, vista una visione aggregata, quasi fossero dei parchi interclusi tra un sistema urbano continuo. E questa condizione di estensione che ci fa letteralmente vedere l'Europa come se fosse un'unica grande città fatta di migliaia di città di media e piccola dimensione, è qualcosa che abbiamo anche, io credo, in parte interiorizzato. Cioè, noi tendiamo oggi in qualche modo, grazie anche al modo con cui facilmente ci spostiamo, grazie al modo con cui facilmente instauriamo relazioni di scambio intellettuale, emotivo, culturale con individui che abitano lontani, quindi il concetto di prossimità è radicalmente cambiato, grazie alla rete, grazie alla globalizzazione, a vivere il paesaggio come se fosse parte di un'unica sfera. E questa cosa ha una grande implicazione anche dal punto di vista del modo con cui noi concepiamo il territorio.
Io sono stato di recente invitato a ragionare sulla Laudato Si di Papa Francesco e su come la Laudato Si pone con enorme forza la questione dell'ecologia. L'ho fatto da un credente e l'ho fatto con grande attenzione perché effettivamente il testo è un testo pieno di spunti. Devo dire che la cosa forse più forte che Papa Francesco, chi ha scritto la Laudato Si con Papa Francesco, ci invita a fare è proprio di ripensare alla questione dell'ecologia. La Laudato parla di un'ecologia integrale, parla di una ecologia olistica e lo fa, secondo me, mettendo bene in questione due atteggiamenti che sono stati molto forti anche nel mondo nostro, nel mondo dell'architettura, e che vissuti in modo estremo hanno e rischiano di procurare danni significativi. Il primo è quello di un atteggiamento che tende a riconoscere nella grande questione della sostenibilità una sorta di soluzione a tutti i mali prodotti dalla specie umana nell'ambiente, nel senso che spesso noi abbiamo delegato o contribuito alla questione della sostenibilità intesa come messa in pratica di una serie di procedure e protocolli tecniche che in qualche modo riducano l'impatto dell'uomo sul pianeta attraverso sostanzialmente dei dispositivi meccanici. Pensate a tutta la grande retorica e alla grande diffusione e anche alla grande importanza del tema delle energie rinnovabili inteso come estensione delle superfici tecnologiche, il solare, l'eolico, i sistemi per la geotermia. Tutto ciò spesso è stato vissuto da noi architetti urbanisti come un modo per poter, come dire, in qualche modo rendere più lieve l'impronta umana sul pianeta e l'impronta della nostra specie sul territorio. Questa cosa è stata fatta spesso in modo molto critico. I certificati che oggi garantiscono la qualità ambientale di alcuni edifici sono semplicemente dei protocolli quantitativi che misurano l'estensione delle superfici tecnologiche che in teoria dovrebbero ridurre il consumo, alcuni consumi energetici. E questa forma di deviazione, se vogliamo, di accentuazione dell'aspetto tecnologico, meccanicistico, tecnocratico all'interno delle grandi questioni dell'ecologia, che va sotto il nome di sostenibilità, io credo sia uno dei rischi di una visione che non perde di vista la complessità del paesaggio. E questa è una prima questione che secondo me in modo forte l'enciclica ci porta a considerare. La seconda questione, ancora più forte, anche più recente, riguarda la questione della biodiversità. Nell'enciclica Papa Francesco parla in modo esplicito di antropocentrismo deviato. Quello che in sostanza Papa Francesco ci invita a considerare è che a volte noi siamo portati a intendere la biodiversità come se fosse possibile davvero deresponsabilizzare il nostro ruolo all'interno del pianeta, quando la concezione della biodiversità non si limita, come è giusto che sia, a spingerci ad assumere il punto di vista delle altre specie viventi sugli spazi che abitiamo, ma ci spinge ad alcuni estremi che lui colloca all'interno delle tendenze al biocentrismo e che sono presenti in alcuni modi di pensare all'antispecismo o all'animalismo, a in qualche modo considerare gli spazi abitati senza considerare il fatto che anche qualsiasi intervento, qualsiasi ipotesi, qualsiasi progetto che ci pone dal punto di vista delle altre specie nasce sempre dalla centralità della nostra specie, perché siamo noi che pensiamo a questi progetti, siamo noi che sviluppiamo queste ipotesi, siamo noi che produciamo questo sguardo. Da questo punto di vista il richiamo dell'enciclica ha un atteggiamento di responsabilità, di non perdita della centralità della responsabilità che abbiamo nel conservare e proteggere il paesaggio, pur assumendo il punto di vista delle altre specie viventi che sono in sofferenza in ragione degli eccessi compiuti dal nostro modo di manipolare il territorio, è un altro elemento di grandissima forza, di grandissima rilevanza. Perché dico questo? Perché io credo che questa enciclica
come pochi altri come dire, grandi riflessioni compiute negli ultimi anni, ci spinge a guardare il territorio cercando di capire come la sfera urbana, la sfera naturale e la sfera rurale, cioè la sfera della natura antropizzata, oggi richiedono all'architettura, chiedono all'architettura certamente un atteggiamento diverso, che per esempio osserva con molta attenzione il fatto di come queste tre forme, queste tre sfere, oggi non sono necessariamente in contrapposizione, ma quello che noi vediamo molto spesso è il crearsi di stati di transizione da queste tre sfere. In fondo molte delle cose che abbiamo visto stasera possono essere spiegate come momenti di passaggio, pezzi di territorio agricolo che vengono occupati dalla città, pezzi di territorio urbano che vengono ricolonizzati dalla natura, pezzi di natura che vengono progressivamente riappropriati da culture e pratiche di coltivazione. Pensate, per fare solo un esempio, al modo con cui da un lato la ricolonizzazione naturale delle dismesse è stato un fenomeno evidente su cui sono state fatte anche riflessioni di grande sofisticazione, ma come anche oggi tutte le pratiche di coltivazione delle aree industriali ai fini di bonifica dei terreni inquinati sono in fondo nient'altro che delle pratiche di coltivazione su aree una volta artificiali urbanizzate. Allora, questi stati di transizione sono ormai diffusi e presenti e la nostra politica sul territorio deve tenerne conto, deve considerarli. Nel senso che io penso, e dal questo punto di vista mi piacerebbe ricordarvi un altro riferimento fondamentale del pensiero ecologico, non nel campo religioso, non nel campo politico, non nel campo dell'arte, come è stata la grande opera di Joseph Beuys, che è stato, io credo, uno dei più grandi artisti del Novecento, che ha in qualche modo sottolineato spesso una idea fortissima di metamorfosi intenzionale tra gli spazi artificiali e gli spazi naturali, cioè un modo per cui questi stati di transizione tra città e natura e cultura e città debbano e possano essere controllati e orientati dalla nostra specie. Quindi una visione ecologica integrale di tutto ciò, però ha un progetto politico molto chiaro. Nel mio libro io cerco di dar conto e dar credito al pensiero di Beuys raccontando una straordinaria operazione fatta da Beuys nel 1982 a Documenta Kassel, quando Beuys raccoglie davanti al principale spazio museale di Kassel 7.000 pietre di basalto, stupendo tutti, con l'inizio dell'esposizione, come sapete, Documenta Kassel avviene da 5 anni e dura 5 mesi. Beuys comincia a vendere le pietre, ne vende una ad una e con ogni pietra compra una quercia. E con la quercia che compra costruisce un sistema di coltivazione e di piantumazione, pianta le querce mediali, pianta le querce nelle piazze, pianta le querce nelle corti, e nel giro di 5 mesi cambia un'intera città. Questo è per me un modo assai interessante, sofisticato e importante di considerare come dire, la necessità di alcuni progetti di metamorfosi intenzionale dello spazio che tengono conto di quanto dicevo prima. Allora, tutto questo perché vorrei arrivare a farvi vedere qualcosa sul bosco verticale, ma non funziona solamente sul video ma non le immagini, quindi sono in condizioni abbastanza difficili. Allora, questa è una riflessione fatta insieme a un altro pensatore che ha occupato la scena internazionale con alcune riflessioni soprattutto riferite diciamo, alla globalizzazione e alla sfera digitale, e che però si è occupato molto anche di architettura di città. Jeremy Rifkin nel 2009 è stato presente alla Biennale di Architettura di Venezia e con lui e con un altro gruppo di colleghi internazionali abbiamo sviluppato un discorso che in qualche modo partiva dalle preoccupazioni che vi dicevo prima e che sottolineava i rischi di una visione specialistica o tecnicistica della questione ambientale. Per esempio i rischi di un eccesso di una sostenibilità tradotta solo attraverso la tecnologia,
con una città quasi completamente occupata dai dispositivi energetici, i rischi d'altro canto di una visione puramente, come dire, bucolica dello sviluppo urbano, quindi con una città quasi completamente occupata da superfici vegetali piantumate, e infine i rischi di un atteggiamento che vedesse solo l'aspetto della biodiversità e quindi con una città quasi totalmente ricolonizzata dalle specie viventi, per quanto questo tema, come vi dicevo, è un tema fondamentale, perché non c'è alcun dubbio che le volpi che popolano la metropolitana di Londra, o i cinghiali che ormai fanno parte delle periferie di Firenze, o i cervi che entrano nel centro storico di Bolzano, sono un segnale di un patto che si è rotto. In un certo qual senso lo sforzo fatto con il progetto verticale nasce all'interno di questa logica. Non è un progetto, come dire, originale in senso stretto, perché ci sono stati dei precedenti straordinari. Qui siamo a Lucca, di elementi di edifici alti che hanno portato non semplicemente piante, non semplicemente arbusti, ma alberi veri e propri nel cielo di una città. Ed è un progetto che ha avuto per me una serie di ispirazioni, forse non sono 7, forse non sono 4, ogni volta in realtà ripenso a un modo poi molto particolare, anche casuale, con cui a volte queste ispirazioni si concatenano. Una è certamente il ricordo di una lettura che credo molti di noi hanno condiviso, straordinario romanzo uno dei romanzi della trilogia di Calvino, ed è il racconto di un giovane nobile che in un paesino del ponente genovese, all'età di 12 anni, abbandona la famiglia dopo aver litigato con un padre noiosissimo e da lì poi vive sugli alberi. Il Barone rampante è una straordinaria storia che racconta della nobiltà e della forza simbolica che hanno gli alberi in quanto individui. Non sono semplicemente perde, non sono semplicemente natura, sono dei personaggi, sono delle presenze che cambiano col tempo, che ci rimandano alla memoria, che ci rimandano una serie di proiezioni anche, come dire, oniriche, intellettuali. Un'altra ispirazione è questo signore che nel 1972 cammina per le strade di Milano, poi siamo in via Manzoni. Era un artista architetto austriaco, Friedrich Hundertwasser, che aveva in quegli anni cominciato a ragionare su una sorta di manifesto per ridare agli alberi la dignità di inquilini dello spazio. Questa cosa è stata portata avanti in modo molto radicale da Friedrich Hundertwasser. Chi di voi è stato a Vienna probabilmente ha visto alcune delle sue realizzazioni. Lui era, come dire, totalmente contrario all'architettura razionale, geometrica, ma la cosa credo più interessante del suo lavoro era questo tentativo di riportare gli alberi come protagonisti della vita quotidiana, addirittura in modo polemico e provocatorio, ricollocando gli alberi stessi all'interno delle case, non come elementi ornamentali, ma affidando agli alberi, e ci sono alcune case almeno in cui questo è ancora visibile, la possibilità di trovare le dimore radici nel pavimento, nelle suole. E questo è Joseph Beuys, il lavoro portato a casa è straordinario, che vi raccontavo prima. Poi ci sono anche ovviamente delle ispirazioni personali, come credo succede a tutti noi, ricordi di una propria storia. Mia madre nel 1972 aveva progettato in un bosco vicino a Milano una casa orizzontale, dove però gli alberi avevano un ruolo importante perché la casa si muoveva secondo del posizionamento degli alberi, quindi le stanze erano continuamente a zigzag per rispettare le radici del sistema di vetture. E tutto questo forse si è in qualche modo consolidato, come succede quando poi nasce un'idea, in una casuale occasione di riflessione avvenuta a Dubai negli anni circa nel 2006-2007, in cui, trovandomi di fronte insieme a un gruppo di colleghi, di studenti a questa città che cresceva con più di 250 torri, tutte superiori a 250 metri e tutte rivestite di vetro, pannelli di vetro, abbiamo cominciato a ragionare sull'effettiva vantaggio di una città verticale completamente minerale e in particolar modo rivestita di concetto di vetro. Il vetro è un materiale strepitoso, un materiale che negli anni recenti ha avuto, come dire, ha assorbito e si è come dire, dato delle capacità dal punto di vista termico straordinarie. Per
però un materiale che ha degli svantaggi in qualche modo inevitabili, come per esempio quello piccolo ma fondamentale di riflettere la luce solare e quindi di riscaldare in modo prepotente il suolo pubblico e quindi anche incidere sul clima globale. L'idea di ragionare su un edificio alto, non semplicemente abitato da piante o da arbusti, ma in qualche modo popolato in modo forte da alberi, nasce allora. E nasce con un manifesto, nel senso che una delle prime cose che proviamo a fare nel 2008-2009 è proprio di provare a costruire un manifesto che racconti i vantaggi potenziali del bosco verticale. Questa cosa viene fatta e grazie anche all'operazione di convincimento e di complicità che siamo riusciti a stabilire con un proprietario immobiliare, un grosso developer americano che stava intervenendo in un'area cruciale di Milano, della nuova Milano, un'area che era rimasta per 50 anni completamente abbandonata, nasce l'idea di realizzare 2 torri nel centro di Milano che oggi occupano circa 21.000 piante, nel senso che hanno 800 alberi più o meno, 4.500 arbusti e 15.000 piante varie. È stato un lavoro molto complesso, soprattutto dal punto di vista della ricerca su alcune soluzioni tecniche che erano totalmente inedite, quindi è stato un lavoro che ha implicato un rischio grosso da parte di chi ha investito su questo progetto, ed è stato un lavoro fortemente interdisciplinare, in cui ho svolto un ruolo assolutamente marginale, nel senso che la grande parte del lavoro è stato fatto da un gruppo di botanici che ha lavorato con grande attenzione per selezionare tutte le tipologie di piante, strutturisti, impiantisti, in particolare ARO, che hanno in qualche modo inventato dei dispositivi che permettessero di risolvere alcune delle questioni che portare alberi nel cielo di una città in qualche modo implicava, per cui il fatto che non solo si trattava di selezionare specie diverse a secondo dell'esposizione al sole e a secondo dell'umidità, ma che si trattava di selezionare specie diverse anche in ragione delle condizioni di ventosità, che a 60 metri, 80 metri e 100-120 metri cambiano e che evidentemente diventavano una delle garanzie da dare alla proprietà e agli inquilini stessi. E questo ha significato un grosso lavoro di ideazione e collaudo di una tipologia di consolidamento del terreno, che a sua volta è stato un elemento di studio, perché la composizione chimica del terreno doveva produrre un suolo, una terra che non fosse né troppo pesante da appesantire eccessivamente i più 2,5 km di vasi che sono perimetrali dei 2 torri, né troppo leggero da permettere alle radici degli alberi di muoversi facilmente. Quindi è stata studiata una composizione ad hoc, è stata testata una tipologia per fissare le radici degli alberi alle reti che erano state fissate sulla parte interna dei vasi, e questa cosa è stata poi testata nella Galleria del Vento al Politecnico di Milano con un modello a scala, e poi testata invece in modo più forte a Miami, in una vera e propria Galleria del Vento, una delle più grandi, in cui sono stati portati degli alberi e sono stati testati fino in fondo le loro caratteristiche. Se riesco vi faccio vedere, se trovo queste immagini. No, non le trovo, come non detto. E questa cosa, diciamo, è stata molto importante anche per decidere delle garanzie che hanno permesso poi a questo progetto di essere oggi utilizzato, di essere abitato. Vorrei parlare anche però delle potenzialità di questa idea. Questa è un'idea, come dire, in sé che assomiglia, io credo, a un prototipo, a un esperimento. Io sinceramente non credo che sia possibile o facile decidere un giudizio, valutare o costruire un giudizio estetico su questo progetto. Mi interessa molto di più valutarlo come un progetto che insieme a molti altri contribuisce a stabilire un rapporto diverso tra architettura e alberi, in particolar modo, e quindi considerarlo un prototipo. Quindi, in quanto prototipo, un esperimento
un prototipo di un esperimento ancora in corso, perché come potete immaginare, se abbiamo cercato di prevedere più possibile il comportamento delle più di 100 specie di soggetti vegetali che abitano un bosco, se abbiamo cercato di prevedere il comportamento delle famiglie che abitano al bosco, tenete conto che il rapporto tra umani e alberi è di 1 a 2, per ogni umano ci sono 2 alberi, 8 arbusti e 20 piante. Siamo però perfettamente consapevoli che una volta realizzato un ecosistema molto complesso e molto denso di interazione tra specie viventi, questa cosa non è totalmente prevedibile, quindi ci sono molti effetti che andranno monitorati col tempo. Alcuni sul piano più squisitamente della sostenibilità sono stati monitorati in questi mesi da studi, da dipartimenti scientifici, altri che riguardano invece più squisitamente il tema della biodiversità sono in corso di studio. Vi faccio 2 esempi. Non prevedevamo che ci fosse una così grande presenza di specie di volatili che hanno nidificato ormai su quasi tutti i piani del bosco, così come non prevedevamo che un intervento che abbiamo fatto insieme a degli etologi per impiantare 7.000 coccinelle a diversi piani nel mezzo del bosco che aiutavano a ridurre la presenza degli acari senza intervenire attraverso dei pesticidi, diventasse un fenomeno che si è esteso a tutto il quartiere, cioè le coccinelle hanno proliferato, hanno occupato completamente le 2 torri e si sono anche diffuse nelle case attorno. Credo, per fortuna nel caso di coccinelle sono senti piacevoli, un elemento di piacere ma con qualche turbamento. È un esercizio in corso ed è un esercizio che si espone anche a rischi, di cui io sono perfettamente consapevole, nel senso che ci sono una serie di questioni, di problemi, di rischi potenziali che solo col tempo impareremo profondamente a conoscere. Questo non ci ha impedito di proseguire, di immaginare che questo prototipo potesse diventare socialmente utile. Il libro di cui parlavo prima è un libro che trasmette e restituisce in modo pubblico tutti gli sforzi tecnici fatti per arrivare a quella soluzione, di rendere possibile a tutti di immaginare un'architettura con una presenza di alberi di verde di questo tipo. Ma la cosa forse più interessante è le possibili modalità di replica e di ripetizione di questo progetto. A Parigi al COP21 abbiamo ragionato per esempio su un potenziale di sviluppo. Queste sono immagini che riportano il bosco verticale anche in modo un po' autocritico e autoironico ad alcune delle esperienze radicali dell'architettura italiana, quindi una citazione da un famoso numero di una rivista che parlava del movimento radicale fiorentino. Quando si tratta di provare a estendere il tema del bosco verticale, si tratta di ragionare su un sistema di selezione delle specie viventi che naturalmente dovrà tenere conto delle condizioni climatiche diverse in ogni parte del paese, e dovrà tener conto che se in Europa o in Nord America interventi di questo tipo si inseriscono all'interno di città costruite, ci saranno per un lungo periodo ancora situazioni in cui invece l'urbanizzazione non potrà che essere anche estensiva. In Cina ogni anno ci sono 14 milioni di individui che si inurbano, che mandano le campagne per entrare in una città, quindi immaginatevi come se ogni anno si costruisce una nuova Pechino, e quindi l'idea di poter immaginare un modello insediativo di urbanizzazione che evita le disastrose condizioni create da alcune megalopoli cinesi e ragiona su un insediamento che ha l'architettura, questo tipo di architettura come elemento costante e variato, è una delle possibili alternative. In particolar modo noi stiamo ragionando su una zona di questa gigantesca megalopoli intorno a Pechino di 130 milioni di persone, che è già di per sé una follia solamente nell'essere concepita, che è nata dalla crescita delle periferie urbane a bassissima densità che circondano le principali città. E uno degli sforzi che stiamo facendo, che abbiamo discusso al COP21 a Parigi, è quello di pensare proprio a una piccole città circondate dal verde che abbiano però come elemento fondamentale
essere in qualche modo popolate da elementi vegetali, e questo intervento l'abbiamo anche replicato in altre condizioni cinesi. Quindi immagini fatto per controllo, cerco di adattarmi. Questo, e forse concluderei con questo, è un video che forse alcuni di voi hanno già visto e che racconta molto bene cosa succede nel bosco verticale. Quindi io vi lascerei, se si può spegnere qualche luce.
Grazie mille.